Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot, fari puntati questa sera sulla sanità. Siamo in compagnia del dottor Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone e che ricopre anche il ruolo di presidente a livello regionale. Allora, dottor Lucchini, grazie intanto per essere con noi anche questa sera. Ci siamo visti varie volte anche in passato. Partiamo dall'attualità. Ha lanciato l'allarme anche il presidente Massimiliano Fedriga, presidente della nostra regione e presidente della conferenza delle regioni. Purtroppo sulla sanità i medici, i camici bianchi, possiamo dire sono delle mosche bianche, perché siete sempre meno e le risposte da dare al territorio sono tante. Ecco, in questo momento si sta vivendo questa grave crisi di medici. Sì, sicuramente, come diceva lei poc'anzi, c'è una crisi che imperversa ormai da 1 o 2 anni e la carenza di medici, di camici bianchi nella nostra provincia, nella nostra regione, ma nell'intera nazione si fa sentire come. Se lei pensa che nei prossimi 3-4 anni sono previsti circa 20-25 mila medici ospedalieri che andranno in pensione e circa 13 mila medici di medicina generale, cioè medici di famiglia, che andranno in pensione. Questo creerà dei vuoti negli organici, negli ospedali e dei vuoti negli ambiti territoriali. Se voi pensate che in questo momento nella nostra provincia di Pordenone ci sono 33 zone carenti, cioè mancano 33 medici di medicina generale. E per non parlare poi dei reparti ospedalieri, ma eventualmente entreremo nello specifico dopo. Sì, no, possiamo entrare nello specifico subito toccando un tema altro di stretta attualità che è quello che riguarda i medici gettonisti, perché lo vediamo anche gli ospedali sono in sofferenza e devono ricorrere a queste figure che insomma prestano la loro attività a turno, diciamo, con paghe stratosferiche, perché si può arrivare a guadagnare anche 1.000 euro a turno. Ecco, su questo l'ordine che cosa può fare? Perché naturalmente chi lavora in corsia tutti i giorni da dipendente, insomma, si ritrova a guadagnare molto meno, faticando molto di più. Sì, l'ordine su questo frangente non può intervenire perché l'ordine è un organo sussidiario dello Stato che deve mirare a creare dei professionisti di qualità affinché il cittadino possa avere il professionista idoneo per curare la salute. Ma parlando dei medici gettonisti, certamente questa è una opzione che il sistema politico ha cercato di trovare e di ovviare alla carenza dei medici. Se ci fossero altre opzioni, sicuramente anche la politica farebbe altre scelte, ma opzioni diverse non ce ne sono, perché quando io vado e parlo con gli organi istituzionali dei vertici regionali del settore sanità, appunto, e dico che in quel determinato organico, in quella determinata specialità mancano degli specialisti oppure sul territorio mancano dei medici di medicina generale, la loro risposta è questa: dottor Presidente, se lei riesce a trovarci un medico che possa essere disponibile a neutralizzare un posto sul territorio o da aumentare un posto in organico in ospedale, noi siamo qui, noi indiciamo subito un concorso. E infatti c'è ragionevolezza su questo discorso, perché la parte politica non si può dire che non abbia indetto i concorsi. I concorsi sono stati banditi, però gli stessi sono andati deserti. Poi a quel concorso non si sono presentati i medici, o se si sono presentati il numero minore di coloro i quali avevano fatto domanda, e poi anche chi aveva vinto il concorso poi non ha accettato di rimanere. Perché? Perché anche nel vicino Veneto, ma anche in altre situazioni, trovano situazioni più favorevoli, sia dal punto di vista economico, e ahimè questo è anche un fattore importante, e sia dal punto anche di vista organizzativo. Preferisce magari un posto dove ha visto che l'organizzazione è più fluida, più serena, più tranquilla, perché voi pensate a lavorare in un reparto dove si è in sottoorganico, in pochi medici. Naturalmente qui ci sono dei turni ogni giorno da poter svolgere, ci sono ferie contratte, cioè sempre meno ferie, ci sono addirittura anche rientri sul lavoro dalle ferie perché magari una collega si può anche ammalare, e di conseguenza poi si opta verso un servizio, verso una unità operativa, verso un reparto dove
non solo per sentito dire, ma basta poco, si ha la percezione, si è sicuri di lavorare meglio e magari gratificati di più dal punto di vista economico. Ecco, questi gettonisti sono impiegati soprattutto nei pronto soccorsi, diciamo, nei reparti di urgenza. Abbiamo visto anche in questi giorni ci sono state delle operazioni dei NAS, perché non sempre hanno, diciamo, tutti i titoli per poter, e naturalmente la risposta, insomma, il cittadino che si rivolge al pronto soccorso gradirebbe, diciamo, essere visitato da un medico all'altezza. Ma certamente è una giusta osservazione che lei fa. Io mi aggancio alla sua osservazione. Come dicevo prima, se non ci sono altre opzioni, il sistema politico deputato a dare soluzioni a questo problema deve ricorrere anche ai gettonisti. Ahimè, lavorare in un pronto soccorso bisogna essere anche dei medici formati. Io non entro nel merito di dire se questi siano medici formati o non formati. Sono medici, hanno una laurea in medicina e chirurgia, quindi deduco che possano svolgere al meglio il loro lavoro. Non sta a me giudicare il lavoro, ma garantire che il cittadino possa avere la miglior azione sanitaria, questo sì, mi pongo anch'io il problema. Ma soprattutto quello che diceva lei, i gettonisti che lavorano a gettone, ma non solo nei pronti soccorsi, anche nei reparti di anestesia e rianimazione mi pare ci sia questa tendenza. Ma lei provi a mettersi nei panni di quel medico dirigente di quel reparto che lavora lì da 10-20 anni, o anche dello stesso primario, che lavora lì da anni ed ha delle funzioni organizzative di responsabilità veramente importanti, che lavora fianco a fianco con un medico, chiamiamolo gettonista, ma per capirci, senza sminuire il valore del medico, che uno percepisce 40 euro all'ora e invece il gettonista ne percepisce 100 e forse anche più. Quindi è una sperequità che non deve essere, che non deve esistere, e di conseguenza crea sicuramente questo un malcontento, un malumore e una voglia di fuga da quel reparto, perché se io dopo 20 anni che lavoro in questo reparto mi vedo affiancato da un collega nuovo che non conosco, che magari oggi c'è e domani non c'è perché loro si turnano, sapendolo che ha una remunerazione doppia, tripla della mia. Quindi questo crea sicuramente non una serenità lavorativa e ahimè speriamo che non succedano, cioè che si instaurino anche dei conflitti tra professionisti, ma come dico, la categoria ha delle basi forti per poter capire anche il momento e quindi non facciamo adesso colpi a nessuno, ma sta di fatto che la situazione è questa, è un'azione critica, difficile, multiproblematica, che trova radici lontane, soprattutto trova radici in quella mancanza di programmazione che doveva essere fatta 15-20 anni fa e che invece siamo giunti purtroppo a questo punto, in questo stato reale. Ha toccato un altro tema importante che è quello della fuga verso il privato molto spesso, e questo contribuisce a indebolire il sistema pubblico. Sì, si parla tanto anche di questa problematica, ma dobbiamo stare bene attenti che se noi guardiamo cosa succede in casa nostra, cioè in Friuli Venezia Giulia, in regione Friuli Venezia Giulia solo il 6-7% delle azioni sono in capo alle strutture private, rispetto al Veneto, che sono il 15% in capo a strutture private. Per non parlare anche dell'Emilia Romagna, una regione particolare che tutti conosciamo, anche lì sfiora il 15-17% la proposta del privato a sfavore del pubblico. Non parliamo della Lombardia, dove la proposta del privato raggiunge le percentuali del 40%, ma in questa regione e soprattutto nella nostra provincia il privato rispetto al pubblico si avvicina ad una percentuale del 7-8%, quindi al di sotto di quella che è la media nazionale. Per dire cosa? Per dire che ancora, fortunatamente, il sistema pubblico nella nostra regione funziona, ma ahimè quelle persone che hanno bisogno di un'ecografia, di una risonanza magnetica, di una TAC o anche di un ricovero, fortunatamente c'è il 7%, ma questo 7% fa sentire la sua voce di dissenso a questo modo di avere la sanità
ed è giusto. Fortunatamente, se voi pensate che se su 100 azioni, praticamente solo il 7 di queste azioni sono erogate dal privato o da strutture private convenzionate con il sistema pubblico, che è un'altra cosa. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo a parlare con il dottor Lucchini, a tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia del dottor Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone, che ricopre anche lo stesso ruolo a livello regionale. Allora, abbiamo toccato alcune tematiche sulla carenza dei medici nella prima parte di trasmissione. Abbiamo parlato anche della crisi che c'è nell'emergenza, cioè nei pronto soccorsi. Forse alle volte però c'è anche l'errore del cittadino che si rivolge immediatamente al pronto soccorso. Allora, guardi, abbiamo fatto una ricerca e una rilevazione. Abbiamo visto che il cittadino afferisce al pronto soccorso proprio quando la maggior parte degli studi medici di medicina generale sono aperti. Perché? Perché per certi cittadini, per quei cittadini che vanno al pronto soccorso, per loro è facilitato andare al pronto soccorso perché sanno che lì ricevono subito anche gli esami pronti, magari tanti non pagano il ticket e quindi hanno tutto e subito. Allora, se sono dei codici bianchi, giustamente il medico del pronto soccorso dovrebbe valutare e poi capire cosa fare. Naturalmente se sono codici gialli interviene tutta una procedura anche per i codici arancione che sarà difficile rimandarli a domicilio, quindi si forma l'imbuto, l'ingorgo a livello del pronto soccorso e di conseguenza questa è una situazione che crea il disagio. Noi vorremmo proprio che la cittadinanza, i cittadini tutti afferiscono nei nostri studi ambulatoriali, ma cosa succede? Che alla maggior parte di questi ora si accede per appuntamento. Il cittadino, per non prendere l'appuntamento verso il proprio medico, quindi nello studio del proprio medico di famiglia, di fiducia, preferisce andare automaticamente al pronto soccorso. Quindi qui c'è la necessità di un serio cambio culturale del cittadino. Dobbiamo fare delle opere informative sul giusto utilizzo del pronto soccorso. Questa è la vera sfida di oggi, ma del domani prossimo, non del futuro, di oggi e di domani prossimo, di dopodomani, della prossima settimana, perché fra 1 o 2 settimane entreremo nel vivo della pandemia influenzale, in cui ci sarà la commistione anche con il Covid e vedo veramente dura affrontare questo periodo. Siamo già arrivati circa ai primi di dicembre, ma è il mese di dicembre e gennaio i mesi neri di questo periodo dell'anno, perché già l'influenza sta progredendo in maniera forte, tanto che ha raggiunto dei numeri alti. L'onda influenzale è stata anticipata rispetto agli anni precedenti e di conseguenza qui rimane per questo sempre in uso e in vigore la mascherina come mezzo di protezione che ci difende, ci protegge dal virus influenzale, dal virus del Covid e da tutti gli altri virus responsabili delle patologie delle alte vie aeree superiori. Sì, ha fatto bene a ricordarlo, parliamo di medici sentinella. Sì, i medici sentinella cosa sono? Sono dei medici preposti dal Ministero della Salute e qui in regione ne abbiamo circa 20-30 in cui hanno questo compito. A loro vengono dati dei tamponi per la rilevazione del virus dell'influenza e per la rilevazione del virus Covid. E quindi quando un cittadino, un paziente afferisce nello studio del medico di medicina generale, di questi medici sentinella nello specifico, lui può fare diagnosi immediatamente, può attivare una diagnosi differenziale facendo il tampone che rileva il virus dell'influenza o il virus del Covid. Può darsi che questo tampone sia negativo, quindi non appartiene né al virus dell'influenza né al virus del Covid, ma ci sono altri virus. Però lui deve fare attenzione nel fare la diagnosi di influenza in questo caso. Naturalmente se invece
rivesce il Covid, farà diagnosi di Covid con tutte le procedure necessarie nella registrazione e così via. Una volta che ha ricevuto questa positività del tampone sull'influenza, lui o del Covid manda questo tampone ai laboratori preposti a processare il tampone, mentre fino a qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, c'era l'unico laboratorio centralizzato a Trieste che definiva appunto il processo del tampone. Ora ci sono anche dei laboratori periferici addetti a questo scopo e quindi viene facilitata subito anche la diagnostica. E sono dei medici, quindi in regione, come dicevo, abbiamo un 30 medici, sono proprio medici naturalmente scelti sulla base di certe caratteristiche. C'è un elenco dove, insomma, per capire quali sono? Ma c'è un elenco ufficiale in cui si vede che il nome e il cognome del medico fa parte di questo pool di medici denominati appunto medici, come diceva lei prima, sentinella. E adesso vi proponiamo l'intervista al dottor Gianni Segalla, che proprio nella sede dell'Ordine dei Medici di Pordenone lunedì sera ha presentato un libro. Lo vediamo in questo servizio. Questo è il libro che riassume un po' l'esperienza del gruppo di automutuo aiuto della nostra associazione, l'associazione Ictus, gruppo che è partito nel gennaio del 2018 e che adesso compie 5 anni di attività, gruppo che continua la sua attività. Il gruppo di automutuo aiuto, il nostro come altri, è un gruppo che riunisce persone che hanno uno stesso problema, una stessa situazione e che oltre all'aiuto formale di operatori sanitari, di psicologi e così via, ritiene, e questo è dimostrato che è vero, che condividere i propri problemi, le proprie possibili soluzioni, le proprie angosce qualche volta, la propria depressione con altre persone che stanno vivendo la stessa situazione sia una cosa che ha un quoziente di aiuto molto importante. Il gruppo, anche il nostro gruppo, come altri, per esempio quello degli alcolisti in provincia e così via, dimostra questo e quindi è un'esperienza interessante che abbiamo deciso di riversare in un piccolo libretto. Ecco, è dedicato a una persona in particolare questo libro? Questo libro è dedicato a uno dei componenti del gruppo, che è Francesco Ross, che è un ragazzo che quando è deceduto, dopo ha avuto l'ictus a 24 anni e purtroppo dopo per un'altra patologia è deceduto a 26 anni. Era un ragazzo che quando veniva nel gruppo, nonostante la situazione di deficit, era una persona che animava il gruppo, che era particolarmente ben voluto da tutti gli altri componenti ed è stata unanime la decisione, sia da parte dei componenti del gruppo, sia da parte del direttivo dell'associazione, di intitolargli il gruppo di automutuo aiuto nostro. Voi fate della prevenzione sicuramente un'arma molto importante, allora qualche piccolo consiglio su dei sintomi per i quali bisogna prestare particolarmente attenzione, ricordiamolo, a tutte le età. Sì, questo è un tema che non è sviluppato perché l'altro mutuo aiuto riguarda più che altro il post-ictus, ma mi dà l'occasione per ricordare una caratteristica fondamentale dell'ictus. L'ictus è una patologia tempodipendente. Quando una persona avverte dei sintomi che sono quasi sempre ripetitivi, una debolezza di un arto, una difficoltà a parlare, una difficoltà a comprendere una parola, un mal di testa particolarmente violento e non consueto, un disturbo della vista per cui una parte del campo visivo sparisce, non deve attendere, deve recarsi immediatamente al pronto soccorso, meglio ancora chiamare il 112, perché dalla distanza di tempo che intercorrerà fra l'inizio dei sintomi e il suo arrivo al pronto soccorso dipende parte del suo recupero, della sua prognosi. Questo è un concetto molto importante, malattia tempo dipendente. Ecco, per ritornare al post-ictus, oggi ci sono terapie che permettono a volte anche un buon recupero, sì. diciamo. Sì, appunto, se la persona arriva entro le prime ore, diciamo attualmente le 3-4 ore, a essere trattato con i nuovi trattamenti trombolitici, la trombectomia e così via, ha un recupero dell'area sofferente intorno all'area centrale che viene distrutta dall'ictus, c'è un'area di sofferenza che può essere recuperata e lì si gioca molta parte del recupero del paziente, già nella fase acuta.
Siamo quasi in chiusura, chiudo perché so che è reduce anche da dei colloqui romani dove ha peraltro ottenuto anche un ruolo, insomma, parecchio di prestigio, ecco, che lo colloca a livello nazionale. Ma sì, lo dico, no, sono stato scelto e nominato dalla FNOMCEO, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, come componente dell'Assemblea Nazionale del COGEAPS. Il COGEAPS è il consorzio che gestisce l'anagrafica delle professioni sanitarie, nel senso che sappiamo che all'interno delle professioni sanitarie c'è la procedura dell'ECM, dell'educazione continua di questi professionisti, e il COGEAPS ha proprio il ruolo e il compito di studiare e analizzare l'anagrafica di tutti i nominativi dei 468.000 medici presenti, ma anche di tutti gli infermieri, di tutti i biologi, di tutti i tecnici di laboratorio, di tutte le professioni sanitarie in genere, per poter vedere, analizzare e verificare se quel professionista è a posto, lasciatemi passare questo termine, cioè è in regola con la procedura dell'aggiornamento professionale. Quindi sappiamo che alla fine di questo triennio 20, 21 e 22 tutti i professionisti sanitari dovrebbero avere completato il cumulo dei crediti formativi. I crediti formativi non sono altro che l'espressione e la concretizzazione che ci dice quanto questo medico si è formato. Naturalmente da una serie di calcoli che si fanno, visto anche la presenza del dossier formativo nella procedura di educazione continua in questo settore delle professioni mediche, abbiamo l'opportunità di vedere quindi se il professionista si è aggiornato o meno. Allora, qual è il motto che io cerco di emanare e di renderlo forte? Siccome si era capito che il medico che non aveva raggiunto il numero di crediti stabilito poteva essere sanzionato, a me non piace pensare a questo. A me piace pensare più ad avere un medico formato e non sanzionato. Se noi andiamo avanti con questa convinzione e con questa percezione, sicuramente la funzione dell'aggiornamento avrà una valenza importantissima, perché all'interno della categoria, parlo della mia categoria dei medici, ci sono anche dei medici cosiddetti, abbiamo coniato un nuovo termine, zeristi, che hanno 0 crediti. Allora, sapete, farsi curare da un medico, se è in attività, se visita e se esercita la professione, è anche un po' pericoloso, perché è come salire su un aereo e sapere che quel pilota non si è aggiornato. Voi affrontereste il volo serenamente con quel pilota che non conosce magari le ultime procedure per portarci alla meta che noi abbiamo destinato? A voi la risposta. Sì, assolutamente, io no, credo neanche lei. Grazie al dottor Lucchini per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è per domani sera, arrivederci.